Ospiti del canile di San Giuliano salvi fino al 31 ottobre. La struttura doveva essere chiusa e sgomberata entro la fine di giugno, ma l'associazione che la gestisce è riuscita a ottenere una proroga grazie all'intervento della consigliera comunale di maggioranza Silvana Tosi. Io ho chiesto assolutamente una proroga di circa 6 mesi per quanto riguarda il canile di San Giuliano, sono riuscita ad avere una proroga di 4 mesi. Si sono dunque guadagnati alcuni mesi di tempo per cercare una soluzione che secondo la Tosi non potrà in nessun caso essere quella del trasferimento dei cani in un'altra struttura. Mi opporrò con tutte le mie forze per un eventuale trasferimento, anche perché c'è una relazione sanitaria dell'USL, del dottor Guadagno, che dice che un trasferimento potrebbe causare addirittura, potrebbe essere a rischio della sopravvivenza degli animali. Tra le proposte alternative, quella di rimettere a norma i box del canile sanitario a poca distanza, attualmente inagibile. Per rimetterlo in funzione, sostiene la Tosi, basterebbe ripristinare gli allacciamenti elettrici con una spesa irrisoria. Al momento a San Giuliano sono rimasti non più di 25 cani. L'invito a tutte le famiglie è di adottarne uno per sottrarlo a un destino incerto. Io faccio un appello, infatti, nel mio cuore c'è J-Ax e Peter, 2 Rottweiler meravigliosi, sono difficilmente adottabili perché sono cani grandi, però ricordatevi che tutti questi cani sono meravigliosi. Nessun cane è pericoloso se lo sai gestire, educare e specialmente amare.